Ben ritornati cari telespettatori con noi in studio, lo facciamo con l'FNP CISL ma anche con un esperto tra virgolette, perché il tema richiede anche persone che siano estremamente competenti. Chi meglio di un geriatra può aiutarci ad affrontare queste questioni, perché parliamo di anziani ma anche di salute e di stato di benessere. Benessere che è difficile raggiungerlo se non si sta bene, anche economicamente, lo so, aggiungerete voi, avete ragione. Questo capitolo l'abbiamo affrontato più volte. Allora, protagonisti odierni, mi è piacere di avere qui con noi in studio Maria Trentin, FNP del Veneto, rappresentante del Sindacato dei Pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. Ben arrivata. Buongiorno, grazie. Ben arrivata. E abbiamo il piacere di essere collegati con il dottor Vincenzo Di Francesco, geriatra AOI di Verona, direttore dell'unità operativa di geriatria dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Dottore, ben arrivato anche a lei. Buona giornata a tutti, grazie. Allora, lei ci darà un significativo apporto per quel che riguarda lo stato di salute dell'anziano e quindi anche consigli, suggerimenti, quali sono le patologie che si sono anche necessariamente purtroppo trascurate, quindi la classica prevenzione, quali sono le patologie che si prospettano in futuro, quali affrontabili o meno, quali sono le sfide della sanità nell'ambito della vita dell'anziano. Ma lo vediamo insieme tra poco. Prima vorrei con lei, segretaria, affrontare la questione di questa popolazione che cresce, quindi il numero di anziani. L'Italia è un paese dove ci sono grandi anziani, per fortuna, non vivono tutti benissimo, quindi non è che abbiamo una qualità di vita straordinaria, ma tant'è, bisogna farsene una ragione. Il vostro obiettivo è quello di muovervi e lottare, insomma, congiuntamente anche con le altre parti sociali per far sì che si possa migliorare a questo proposito. Ma quanti sono? Quindi noi abbiamo anche degli supporti grafici, vediamoli insieme. Diciamo prima una cosa, noi siamo uno dei paesi al mondo che invecchia di più, però non abbiamo sufficienti politiche che accompagnino l'invecchiamento della popolazione. E questo è uno dei dati su cui ragionare molto, perché gli anziani hanno bisogni particolari per le malattie, ma non solo, perché non tutti gli anziani sono ammalati. Io ho i dati della popolazione veneta e qua vediamo 2021, 2050 la proiezione, 2070 a venire. Li vedete, notate le differenze che ci sono tra i 0 e i 18 anni, quindi il verde, nei vari anni, 21, 50, 70, e il viola come aumenta, che sono gli anziani con più di 75 anni. Presumibilmente sono anche anziani che hanno problemi di salute, quindi qualche cronicità e a volte anche patologie più gravi, ma poi vedremo anche su questo un paio di slide. Nella slide successiva voi vi vedrete invece un dato interessante, che è il numero dei centenari, come aumenterà in Veneto secondo i demografi. Allora, se nel 2021 contavamo 1142 ultracentenari, questo è un dato certo, il 21 era l'anno scorso, noi ne avremo 6.391 nel 2050 e 13.735 nel 2070. Allora vedete come già semplicemente questo dato ci dice che noi dobbiamo organizzare la nostra società in maniera tale da rispondere a bisogni che una fetta di popolazione avrà. Possiamo farlo tramite due questioni: un'attenzione nostra personale, quindi a noi stessi, e un'attenzione invece sociale, che è l'attenzione che le istituzioni, il volontariato, il sindacato stesso, tutto il contesto sociale deve avere per una fetta di popolazione ampia come quella degli anziani. Promozione dell'invecchiamento attivo sostanzialmente, giusto? Sì, pensando che
L'invecchiamento comincia dal momento in cui nasciamo, aggiungiamo giorno dopo giorno, anno dopo anno, quindi l'invecchiamento è un processo che dura tutto il tempo della nostra vita e che cambia di momento in momento, e quindi c'è bisogno di avere cura di noi stessi in tutte le situazioni. Si può parlare anche di un bisogno di vecchiaia attiva, che vuol dire anziani che sono socialmente attivi, che sono dentro il contesto sociale e che aiutano il loro corpo a stare al meglio delle possibilità. Dottore, la chiamo in causa qui. Innanzitutto, quando è che si può definire una persona vecchia, anziano? Qual è l'anziano? Perché diciamo che l'asticella si è spostata anche se si resta legati a certi parametri, però lei dal punto di vista medico-scientifico che cosa ci dice al riguardo? Allora, intanto dal punto di vista proprio così, un po' semplificando, diciamo che se una persona viene in pronto soccorso, viene in geriatria se ha più di 70 anni, quindi abbiamo messo un cut-off a 70 anni per distinguere un soggetto, un paziente che può avere caratteristiche tipiche dell'anziano, che sono poi la difficoltà a rientrare in equilibrio quando perdono equilibrio, la difficoltà a rispondere ai farmaci, la possibilità che non abbia una sola patologia ma che ne abbia 2 o 3, come succede molto spesso, e la necessità di prenderlo in carico prevedendo già cosa succederà dopo il ricovero. Questo vale per noi in ospedale, vale per il medico di base che prende in carico il paziente, cioè oltre i 70 anni è evidente che non possiamo solo pensare di guarire la malattia che presenta, né solo di prevenire le malattie future, ma dobbiamo prenderlo in carico ovviamente a 360 gradi in una maniera multidimensionale, diciamo noi, cioè considerando la terapia che stiamo dando, che impatto avrà, riuscire a farla, è in grado di comprendere quello che gli sto spiegando, è in grado di partecipare a un programma eventuale di miglioramento del suo stato di salute, avrà i soldi per perché è facile dare integratori di tutti i tipi ai soggetti anziani perché sono carenti di sicuro, ma quando la pensione ha una certa dimensione, ogni integratore ha un costo di 50-60 euro al mese e va tenuto presente questo. Va tenuto presente poi... Le chiedo di avvicinarsi un po' al microfono perché sennò non la perdiamo. Ecco. Vicino un po' proprio fisicamente perché è nel computer. Dobbiamo tenere presente poi una caratteristica che purtroppo è abbastanza frequente nell'anziano, la possibilità perlomeno che ci sia un decadimento cognitivo o addirittura in una popolazione minore, naturalmente una minoranza, ma può esserci una demenza, cioè è possibile che ci sia una difficoltà poi proprio a memorizzare, a comprendere, a organizzarsi la giornata, e quindi va tenuto presente anche questo. E ultimo va tenuto presente il modo in cui mangiano le persone anziane, perché incide molto anche a quest'età sullo stato di salute, e il modo in cui si muovono. Una malattia del nostro tempo è la sedentarietà, che è peggio del colesterolo, che è peggio della glicemia. Una persona sedentaria ha una qualità di vita e una possibilità di ammalarsi molto maggiore rispetto a una persona attiva, e purtroppo ovviamente col passare degli anni la percentuale di persone sedentarie aumenta perché diminuiscono le capacità e le possibilità di muoversi. Ecco, questo è un po' il quadro di un paziente anziano. In generale, più che di anziani, tendiamo a dire che noi geriatri perlomeno ci occupiamo di pazienti fragili. Il fragile è proprio il paziente con rischio di avere una perdita della sua autonomia, perdita della sua qualità di vita a un eventuale insulto, che può essere il virus, che può essere frattura di un femore, può essere il lutto perché muore il coniuge, eccetera. Quindi è una persona che può anche star bene, ma che facilmente può cascare in una situazione difficile da gestire per lui. Ecco,
Per evitare queste situazioni che dice lei di rischio, ci sono dei suggerimenti che si possono dare, tenendo conto che molti anziani poi vivono da soli e in proiezione questo sarà così sempre più, perché non è che i figli possono necessariamente stare vicino agli anziani se già devono accudire alla famiglia, eccetera, in condizioni economiche non straordinarie. Adesso ancora sì, però un domani purtroppo non sarà così. Quali sono i suggerimenti fondamentali che lei si sente di dare e che magari dà ai suoi pazienti? Io purtroppo vedo il risultato degli errori di gioventù, no? Ah, di gioventù. Di gioventù e dell'età adulta, non dell'anziano. Diciamo che è evidente che una persona che ha sempre fumato, tanto per fare un esempio banale, respira quando ha 70, 80, non parliamo 90 anni, 90 anni non arriva uno che ha sempre fumato, a 80 anni sicuramente ha una capacità respiratoria, quindi una capacità di fare sforzi, quindi capacità di muoversi e quindi di essere autonomo, che è molto molto inferiore a una persona che non ha mai fumato. Chi mangia in un certo modo, chi mangia frutta e verdura in abbondanza rispetto a chi non ne mangia mai, chiaramente ha questo è dimostrato, molta meno possibilità di sviluppare demenza. Ma detto questo, quando noi, la cosa da dire veramente è che ai nostri soggetti anziani è che non è che però i giochi sono fatti, cioè non è che vabbè ho sempre fumato e non vale la pena smettere, no, anche a 80 anni c'è comunque un danno acuto per esempio del fumo, anche a 80 anni anche se c'è un'iniziale demenza è dimostrato che posso avere un rallentamento del decadimento della malattia dell'Alzheimer, per esempio, cambiando un po' il modo di mangiare. Quindi non è vero che l'anziano non è in grado di imparare un nuovo modo di mangiare o trovare un modo per fare esercizio fisico. Cioè, vale la pena, al di là del fatto che noi vediamo i danni appunto di una vita precedente, certo, vale la pena intervenire anche su soggetto anziano. In questo sono fondamentali l'intervento mirato dei medici di base e con l'appoggio nostro di geriatri. Noi certo, in ospedale vediamo quelli malati in maniera importante e possiamo intervenire su questo, però è importante che ogni tanto qualcuno metta a punto la terapia di questi soggetti, degli anziani, anche se non ci sono patologie importanti, qualcuno va a vedere come mangiano, se mangiano a sufficienza, se si muovono a sufficienza. Chiaro. Le chiedo una cosa, lei ha detto che si può mettere mano anche al discorso di un'eventuale progressione della patologia dell'Alzheimer, che è la cosa che preoccupa moltissime persone, perché del movimento, lì è anche una questione di pigrizia purtroppo, molti anziani sono resti a muoversi e più passa il tempo sempre più è così, ma in che termini si può regredire la degenerazione invece della mente, anche col cibo diceva? Sì, allora con l'alimentazione di sicuro. Tipo? Cioè, l'alimentazione che poi noi cerchiamo di modificare in chi ha una patologia per esempio cardiaca, no? Cerchiamo di cambiare l'alimentazione in modo che ci sia una buona introduzione di antiossidanti, di vitamine, che si riducano i grassi saturi, quelli provenienti dalle carni rosse, eccetera. Questo tipo di intervento anche nel soggetto anziano può avere significato, anche se non ha una patologia cronica, una patologia cardiaca o un ictus dove è evidente la cosa, insomma. Ma anche nell'invecchiamento di per sé e soprattutto nell'invecchiamento cerebrale una buona introduzione di antiossidanti, frutta, verdura, vitamine. È chiaro che frutta e verdura fresca costano, quindi c'è anche il discorso sociale da affrontare, però riuscire a reintrodurre per esempio questi alimenti, ridurre un po' i grassi e i saturi è fondamentale far prendere di nuovo un'attività fisica, quella che si riesce a fare, che può essere la camminata, può essere la passeggiata a passo svelto quando ci riesco, e quando ci riesco perché no la bici, e quando ci riesco perché no una ginnastica anche un po' più di potenziamento, diciamo, muscolare, che è ancora possibile e che hanno un effetto antinfiammatorio e di rallentamento di una patologia che ormai è iniziata, ma che ha una storia diversa a seconda che io mi rassegni a quello che è successo oppure provi a essere di nuovo attivo fisicamente, a cambiare un po' la mia alimentazione e attenzione anche a esercitare un po' la riabilitazione cognitiva, cioè tenermi occupato. E tenermi occupato può essere la settimana enigmistica, per carità, però l'occupazione principale per un anziano è l'interazione sociale, parlare con gli altri, aprirsi, raccontare, scambiarsi le emozioni, eccetera. Quindi una persona che si ammala a maggior ragione deve non dire è finita, anche se ho 80 anni ormai i giochi sono fatti.
No, io dagli 80 ai 90 verosimilmente avrò 10 anni davanti e come li vivrò dipende anche da come riesco a modificare la situazione. Quindi questa è la nostra grande sfida. Mi fa piacere che si è cominciato proprio dicendo che è un po' una rivoluzione. Il modo migliore per far tornare alla società le persone anziane è non dire abbiamo di fronte un problema. No, abbiamo di fronte evidentemente una risorsa con tanto tempo libero che se riusciamo a sfruttare per gli altri diventano attivi di nuovo, hanno voglia di nuovo di cambiare anche il loro stile di vita sì, sì. e questo ha un effetto positivo anche organico, anche sulla pressione, su come si ricordano le cose, eccetera. Quindi c'è molto da poter fare anche nell'età avanzata. Grazie dottore, quindi tanto da poter fare, bisogna impegnarsi, seguire questi suggerimenti. Per voi invece del sindacato che cosa è stato fatto e che cosa ancora si può fare? Tenendo conto di cercare di rendere migliore la vita, perché c'è tanta vita ancora da fare. La nostra attenzione prioritaria ovviamente va per quelle situazioni che sono molto pesanti da gestire, non solo per un anziano che ha le patologie, ma anche per chi cura gli anziani con le patologie. Sto pensando per esempio a tutta la questione dei caregiver, no? Quindi è chiaro che il nostro intento è quello di avere intanto una legge nazionale sulla non autosufficienza e su questo si sta discutendo anche attualmente. Far sì che la Regione intervenga al meglio su questo e creare condizioni perché ci sia un'assistenza vera il più possibile domiciliare. Detto questo però, che è la punta estrema di bisogno, c'è tutto un lavoro da fare che è quello di fare cioè tutte le cose che servono per non arrivare a quei livelli e che in parte riprendeva anche quello che diceva il dottore assolutamente in questo momento, no? Allora sollecitare le persone ad avere attenzione a una vita sana, che non vuol dire non mangiare niente o non fare una buffata ogni tanto, ma vuol dire avere senso di misura nelle cose, vuol dire fare attività, vuol dire prendersi cura di se stessi. E non dire quindi, tanto ormai ho 60, tanto ormai ho 70 anni, eccetera, perché come dice il dottore, tanto ormai ne ho 80, te ne puoi avere di altri 10 davanti, no, questo è importante. Come dice, io condivido quanto ha detto il dottore, in ogni momento tu puoi intraprendere un comportamento virtuoso, no? L'importante è essere a conoscenza che ci sono questi comportamenti, voler farli e applicarli poi, questo quindi, è fondamentale. Molto dipende anche da noi. È chiaro che basta anche girare nelle case di riposo a vedere le situazioni. Tu vedi persone che entrano in un certo modo, ma perché sono poi stimolate, accudite in un certo modo, anche con molta esperienza, con molta pazienza, poi le vedi anche un po', migliorare, tra virgolette, riprendere vita, no? Quindi questo vuol dire che non tutto è perso solo perché hai 70-80 anni, anzi, ma devi continuare ad applicarti. Volevo dire a questo proposito, per la comparsa di quelle situazioni di criticità abbiamo anche qui un supporto degli scenari prospettati che possono essere di supporto molto interessante. Allora, questo ci indica la cronicità e la non autosufficienza delle percentuali che devono far riflettere, no? Popolazione over 65 con gravi patologie croniche e multimorbilità 32,3%. Prego. Sì, 3,8 milioni in Italia con una grave riduzione dell'autonomia, quindi hanno bisogno di un sostegno nelle attività quotidiane, e 1 milione di anziani non autonomi. Gli scenari per la comparsa della disabilità dal 1990 al 2040 lo vedete. Vediamo un attimo l'altra slide, sì, di supporto. Sì, lo vedete Ecco nella slide successiva, e quindi vedete come nel 2040 a 83 anni siano anni di disabilità vera. Io qui vorrei segnalare
che tutti sappiamo che le donne vivono di più, ma le donne hanno anche molti più anni di anzianità in malattia. E quindi questo è anche questo un dato da tenere presente, perché probabilmente dovremmo ragionare su medicina personalizzata, ma anche per esempio sulla medicina di genere, ossia mirare una medicina adeguata al corpo, che è diverso fra uomini e donne. Giriamo questa domanda al dottore. Dottore, è possibile, cioè già lo si fa con certe patologie molto gravi, già lo si fa in certi paesi, però è qualcosa di estremamente mirato e molto costoso. Noi come siamo, a che punto siamo con la medicina di genere, ma anche la medicina mirata al tipo di persona, allo stile di vita che ha? Allora, intanto forse bisogna chiarire una cosa, no? La situazione attuale che vede molti in Italia e nelle donne in particolare, che vede molte persone oltre gli 85 anni, perché una bambina che nasce oggi mediamente vivrà 85 anni. Un 85enne oggi mediamente ha quasi 10 anni davanti. Allora, è evidente che in queste fasce che aumentano di ultra ottantenni abbiamo tanti malati. Questo è un problema e una sofferenza per queste persone, chiaramente, quindi bisogna investire perché queste persone non stiano male. Però è anche un segno che in qualche modo, capisco che può sembrare paradossale, ma è un segno che noi riusciamo, rispetto ad altri paesi, e nelle donne questo è ancora più vero, ad avere persone vive, perché l'alternativa di non avere un novantenne con 3 malattie è che lui sia morto a 89 anni. Cioè oggi un buon sistema sanitario nazionale, un buon sistema, una buona rete di medicina permette a una persona anche a 90 anni, anche con 3 patologie, di vivere. È chiaro che però dobbiamo dare un significato e un positivo al vivere anche con 3 patologie. Mi spiego ancora meglio. Quando io ho cominciato a studiare, i centenari, quando arrivavano, facevamo le foto, chiamavamo i giornali, ed erano delle persone magre, piccoline, senza malattie. Venivano per sbaglio perché erano inciampate. Oggi abbiamo centenari con bypass, con un'insufficienza renale iniziale, cioè tutto sommato il fatto che ci sia molta patologia negli anziani è da aspettarselo, perché riusciamo a tenerli in una situazione discreta anche con le patologie. È evidente che il filo sottile fra vivere comunque e vivere invece una vita che vale la pena di essere vissuta, che abbia una buona qualità di vita in autonomia il più possibile, è la sfida, che sono quelle strisce che avete fatto vedere prima, no? Cioè noi, se non facciamo nulla adesso, ma non sugli anziani di adesso, che ormai quelli sono adesso, ma se non facciamo in modo sulla popolazione più giovane di prevedere un intervento che riduca le patologie croniche, oggi sui cinquantenni, è chiaro che avremo comunque tanti, ancora più anziani, ma ancora più malati in proporzione. Quindi la sfida è quella di avere non tanto più vita lunga, ma tanto meno vita in disabilità. E questa è una sfida che comincia adesso. Chiaramente qualcosa, come ho già detto, e molto possiamo fare sui residuals, sulle possibilità residue di intervenire anche nell'età molto avanzate, ma è una sfida che ovviamente non può essere fatta solo sul singolo soggetto, deve essere fatta su un investimento generale, sulla persona sessantenne che oggi va, ho sbagliato, una sessantenne non va in pensione, ci andremo più. Settantenne. Il 67enne che va in pensione oggi è in perfette condizioni mediamente, è in ottime condizioni, però mi aspetto che a 90 anni abbia 2 o 3 patologie lo stesso e che però possa conviverci bene. Quindi bisogna investire sulla buona qualità di vita delle persone con patologia, ma fare in modo di spostare il più avanti possibile questa situazione. Quindi è un qualcosa che non può fare il singolo medico sulla singola persona, ma che può funzionare solo se modifichiamo un po' le possibilità e l'incentivazione a mangiare. Perché gli anziani, guardate, io quando parlo di dieta nell'anziano, dobbiamo rovesciare il discorso che faccio al quarantenne che ha avuto l'infarto, in cui dico guarda che stai mangiando troppo, devi mangiare meno di questo e di quello. È esattamente l'opposto. A 70 anni mediamente devo dire di mangiare di più, mangiare più frutta, magari più verdura, ma mangiare di più, perché quanto facciamo fatica a non ingrassare
da giovani, tanto da anziani tendiamo a mangiare meno di quel che ci serve. Quindi anche lì bisogna giocare e essere sì elastici. Voglio dire, ci sono novantenni che hanno ancora una dieta che gli ha dato il cardiologo quando avevano 50 anni, poi hanno un farmaco che gli ha dato l'urologo quando avevano 65 anni e accumulano queste terapie e magari anche delle prevenzioni che non hanno più senso alcune. E alla fine hanno una qualità di vita scadente, una nutrizione per esempio molto molto povera, molto molto monotona, perché hanno eliminato, che ne so, i formaggi che a 50 anni vengono etichettati come la morte del cardiopatico, sono un'ottima fonte di proteine per un soggetto anziano, quindi dobbiamo anche un po' essere elastici nel cambiare prospettiva. Chiarissimo. Non sto più a farti la prevenzione della dislipidemia che può facilitare il formaggio, ma cerco di fare in modo che i tuoi muscoli non si perdano perché non mangi abbastanza proteine. Questo è il modificare il mio atteggiamento. Chiaro. No, ma questo che lei ha detto è importantissimo, perché effettivamente manca la conoscenza, manca la consapevolezza ed è vero che poi più si diventa vecchi, più ci si ancora a dei principi che magari risalgono da anni prima in cui il fisico era diverso. Lei segretaria, tra l'altro, prima ha accennato un'altra questione molto delicata, quella dei caregiver, perché anche inverosimile e difficile da concepire in una società che si evolve che ci siano delle persone che non per professione ma perché semplicemente sono parenti stretti dedichino la propria vita e parte della propria anzianità ad accudire ad anziani ancora più anziani di loro, perché diventa e si sfiniscono, proprio si esauriscono, vanno a ridursi ai minimi termini perché è un lavoro estremamente pesante psicologicamente ma anche fisicamente. Anche lì bisogna provvedere, perché domiciliarità delle cure, d'accordissimo, ma se questo costringe poi il caregiver a fare le capriole e un caregiver ha 70 anni, 60 anni, è una battuta proprio. Veloce. Allora, la questione anche qui è molto complessa, perché non ci sono solo caregiver anziani, ci sono anche ragazzi che aiutano in casa a sostenere qualche malato, magari un fratello con portatore d'handicap o altro. Ma qui stiamo parlando di anziani comunque. Ecco, però detto questo, il problema vero secondo me è quello che bisognerebbe che la società, ponendosi il problema, creasse una serie di strumenti a disposizione delle famiglie e ogni famiglia che è diversa da un'altra famiglia potesse scegliere lo strumento adeguato per essere aiutata. A seconda anche del carattere. E non è così, non siamo un paese che si sta preparando a una popolazione così anziana. Con questi numeri, assolutamente. Ne parleremo ancora perché l'argomento è molto importante. Devo chiudere perché il tempo è volato. Allora, ringrazio il dottor Vincenzo Di Francesco, geriatra, direttore dell'unità operativa di geriatria dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, di essere stato qui con noi. Grazie dottore del suo apporto molto importante, speriamo di averla ancora nostra ospite. Maria Trentin dell'FNP del Veneto, consulta regionale per l'invecchiamento attivo. Grazie anche a lei di essere venuta. Grazie. A voi cari telespettatori vi ringrazio, la puntata la potete rivedere nel nostro sito internet. Grazie.